Da un articolo del Mattino del 7 maggio 2013, processo Aspide, 25 anni di carcere agli usurai. Si è chiuso con 3 condanne ed un'assoluzione per insufficienza di prove il filone padovano del processo Gomorra in Veneto. Una banda di strozzini legata al clan dei Casalesi che, arruolando volti veneti presentabili e spendibili nel territorio, prestava somme di denaro a tassi usurai ad imprenditori locali. Le accuse contestate sono associazione a delinquere di stampo mafioso ed a scopo di usura. Il Tribunale di Padova, presieduto da Alessandro Apostoli Cappello, accogliendo in gran parte le richieste del pubblico ministero Roberto Terzo, ha inflitto 11 anni e 9 mesi a Gianni Giurati, 39 anni di Saccolongo, titolare della GTA di Mestrino, difeso dall'avvocato Lucia Tedeschi, 9 anni e 4 mesi a Marzio Casarotto, 45 anni, residente nel Rodigino, a Bagnolo del Po, difeso dall'avvocato Rita Sofia Tiengo, 4 anni e 8 mesi ad Alberto Parisi, 49 anni, di Mondragone, in provincia di Caserta, difeso dall'avvocato Raffaele Fenso. È stata invece assolta per insufficienza di prove Elisa Lunghi, 43 anni, di Bubbiano nel Milanese, segretaria dell'Aspide SRL. Tutti i condannati dovranno versare in solido, a titolo di risarcimento, 20.000 euro al Ministero dell'Interno, 10.000 euro al Comune di Padova, tutelato come parte civile dall'avvocato Ettore Santin, 10.000 euro all'Associazione Antiusura Alilacco e somme tra i 15.000 e i 30.000 euro ad una decina di vittime.